Nuccia Palermo rappresenta la Lega al Consiglio Comunale di Agrigento. Stiamo vedendo in questi giorni il fiorire di tante candidature da parte di alcuni aspiranti, ma vorremmo anche capire qual è l'orientamento da parte della Lega in vista delle prossime elezioni comunali, se già in direzione avete svolto un programma, individuato magari qualche futuro candidato e che possibili alleanze la Lega potrà fare per ottenere, chissà, magari l'ambito trono di primo cittadino. Non ci sposteremo tanto da quella che è la linea nazionale, quello è palese, credo di poterlo dire ad alta voce. Quello che mi incuriosisce, e non sto sviando la risposta alla sua domanda, ma quello che mi incuriosisce è vedere il fiorire di tante candidature provenienti dal passato, che sono state latitanti lungo questi 5 anni. Chi ha passione e amore per risollevare la città di Agrigento avrebbe dovuto dimostrarlo con i fatti, con la presenza in Consiglio Comunale lungo questi 5 anni. Il fatto di rispolverare il passato mi preoccupa. Dal canto nostro, come abbiamo fatto, come ho fatto in prima persona durante questi 5 anni, abbiamo interesse a risollevare la città di Agrigento con fatti concreti. Non sento parlare di imposte comunali, non sento parlare nessuno nel progettare quelle che dovrebbero essere degli sgravi per consentire ai nostri ragazzi, per consentire ai nostri uomini, ai nostri padri di famiglia di riuscire a investire sul territorio, riuscendo ad aprire delle ditte, a mandare avanti la baracca, per come si dice in gergo molto spicciolo. Non riesco a sentire prese di posizione su quelli che sono i grandi temi, sull'acqua, abbiamo visto le ultime vicende, sulla spazzatura, adesso Firetto si sveglia e dice che finalmente ha capito cosa non va, strano che lo capisca dopo 5 anni. Non voglio toccare gli altri candidati come ho fatto nelle varie dirette, però una cosa la dico, non siamo disposti a spolverare e a indossare i panni vecchi di chi ha 3.000 scheletri nell'armadio dati da una politica becera, da una politica che deve essere relegata nel passato. Siamo pronti a toccare i temi essenziali della gente, noi abbiamo bisogno di avere accanto a noi la gente e proprio per questi lotteremo fino all'ultimo. Ecco, qual è la situazione attualmente al Comune di Agrigento? Mi riferisco anche in particolare alla situazione economica, al bilancio, insomma si parla di un predissesto. L'assessore al bilancio a me aveva promesso, forse per cercare di tenermi buona, aveva promesso che prima della fine del caldo avrebbe portato in Consiglio Comunale il documento più importante, che è quello di bilancio, che fa chiarezza su quella che è la situazione economica, visto che c'era lo spauracchio, anche il termine non mi viene, talmente la paura dell'ente comunale di andare del dissesto. Voi vedete il capputtino. Il caldo sta finendo, è quasi finito, ma del bilancio ancora nulla. Primo cittadino, la campagna elettorale lei l'ha iniziata e questo l'abbiamo visto, però dei fatti non ne abbiamo visto l'ombra. Velocemente, sulla stabilizzazione dei precari, tanti annunci ma ancora nulla. L'ho detto in tempi non sospetti, ancora all'ufficio di presidenza c'era una mia richiesta di ordine del giorno allargato e aperto per trattare e per coinvolgere tutte le fasce politiche, tutti i vari attori politici e far prendere una posizione. C'è stata solo una gran presa in giro da parte di questa amministrazione nei confronti di chi è l'anello debole, perché chi ha bisogno è sempre debole ed è sempre pronto a credere. Ecco, non credete più, cercate di lottare per quello che è il futuro. Ecco, ci aspira lei alla candidatura a sindaco? Questa è una domanda tagliente, io aspiro soltanto a far rialzare la città, poi per il resto sarà il partito a decidere. Di sicuro non mi tiro mai indietro, dinanzi a nulla.